Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Proteste a Cosenza per la mancanza d'acqua in alcune zone della città. Il problema esiste da giorni. Il sindaco Occhiuto ha reso noto di aver diffidato la Sorical. Nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 24 persone emerge in maniera evidente il clima di terrore che si rivela nell'ospedale di Lamezia Terme e chi osava ribellarsi veniva minacciato di morte. Il presidente della giunta regionale e i componenti della giunta sono stati sentiti dai magistrati di Catanzaro in merito alle inchieste sul reintegro del dirigente Lopresti. Tangenti ANAS condanna a 4 anni e 4 mesi per la Dama Nera, assolto l'ex senatore Luigi Meduri. La Regione è intenzionata a rivedere la legge sul demansionamento scolastico per garantire la sopravvivenza della scuola anche nei piccoli centri della Calabria. Istituito nella questura di Vibo Valentia un ufficio dedicato esclusivamente alla lotta contro la violenza di genere. Buonasera dalla redazione del TG10, rubinetti a secco in alcune zone della città di Cosenza, l'acqua manca anche a Rende, un problema che esiste da giorni, i cittadini che sono esasperati naturalmente. Intanto il sindaco Occhiuto ha reso noto di aver diffidato la Sorical, ce ne parla Ana Franchino. La grande sete dell'area urbana cosentina sta creando disagi e difficoltà agli utenti, costretti da settimane a fronteggiare la carenza idrica senza che si conosca l'entità della problematica. Oggi siamo stati nella sede zonale della Sorical per vedere qual è la situazione. È quella che accade ogni autunno con vari livelli di gravità. L'anno scorso c'è stato un calo delle sorgenti eccezionale e l'Abbatemacco ha avuto, pensate, il 26% di acqua in meno rispetto a quella necessaria per il corretto funzionamento dell'acquedotto. Quest'anno, alla data odierna, la carenza è del 14%. Diverse le segnalazioni che ci arrivano da Cosenza e dall'Interland, ma l'ingegnere ci dice che rispetto allo scorso anno la situazione è di gran lunga migliore. In effetti assistiamo al paradosso secondo il quale quest'anno, con una carenza idrica di molto inferiore, i disagi per la popolazione purtroppo sono maggiori. Si tratta in sostanza di replicare le manovre che l'anno scorso abbiamo suggerito al Comune di Cosenza e, lavorando congiuntamente con il Comune, abbiamo realizzato un nuovo sistema di manovra idraulica in città che ha dato grandi benefici proprio nel momento di massima siccità. Quest'anno, con un quantitativo di acqua sensibilmente maggiore, siamo sicuri che replicando quelle manovre si possano ridurre notevolmente i disagi per i cittadini. Il sindaco Occhiuto ha diffidato Sorical, ecco la replica della società. Il sindaco richiama il pronunciamento del Tribunale delle Acque secondo il quale Cosenza deve avere 311 litri al secondo. È evidente che il Tribunale delle Acque si riferisce a una situazione in cui le infrastrutture acquedottistiche consentono di avere questa portata. In mancanza, di portata alle sorgenti, fornire questa portata al Comune di Cosenza significherebbe sottrarla agli altri comuni. Chiaramente Sorical non può fare questo e può solo distribuire la carenza idrica in percentuali uguali fra tutti i 25 comuni serviti dall'acquedotto Abbatemarco. Non possiamo dare agli utenti e ai cittadini dei tempi per il ripristino totale della situazione. E dare dei tempi significherebbe prevedere l'inizio di regolari precipitazioni piovose e nevose, e questo chiaramente non possono farlo i meteorologi, non possiamo farlo neanche noi. Possiamo dire che di norma nel mese di dicembre le precipitazioni aumentano e si ristabiliscono condizioni più prossime a quelle di normale funzionamento dell'acquedotto. Un paradosso se si pensa che queste immagini girate sulla diga del Menta a Reggio Calabria mostrano l'abbondanza del prezioso liquido che va addirittura sprecato. Torniamo ad occuparci dell'operazione denominata Quinta Bolgia, che ieri ha portato all'arresto di 24 persone. Dalle carte dell'inchiesta emerge in maniera evidente lo strapotere delle cosche nell'ospedale di Lamezia Terme e quando qualcuno osava ribellarsi veniva minacciato di morte al servizio.
Retroscena che vanno oltre ogni immaginazione nelle carte dell'inchiesta Quinta Bolgia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha portato ieri all'arresto di 24 persone e al sequestro di 10 milioni di euro, ai domiciliari anche l'ex deputato Pino Galati, l'ospedale di Lamezia Terme, la sanità pubblica nella città della Piana, così come descritta dagli inquirenti, era un vero e proprio Far West, dove tutti, anche gli operatori sanitari, avevano paura. A spadroneggiare erano, secondo quanto emerge dall'inchiesta, 2 agenzie funebri i cui emissari si aggiravano tra i reparti e in obitorio per contendersi i funerali. Anime nere che non si sono fermate dinanzi al dolore di un padre per la morte prematura di un figlio, minacciandolo affinché non affidasse ad altri il servizio funebre. Occupazione militare dell'ospedale da parte della criminalità organizzata. La denuncia del direttore sanitario Antonio Tomaino, che è stato minacciato di morte. In un SMS gli hanno scritto: stai attento a come ti comporti, ti sterminiamo la famiglia. E ancora episodi inquietanti: una dottoressa che aspetta fuori da un reparto e che riesce ad entrare e lavorare solo dopo che uno di questi personaggi equivoci le apre la porta. Erano loro ad avere le chiavi delle divisioni della farmacia, le password dei computer, erano loro a governare le file al centro prelievi. La Bolgia diventata sistema, scardinata dall'operazione di ieri in cui ha preso parte lo Scicco di Roma. È una linea di azione che trova la valenza in una piena e totale sinergia tra la componente centrale specialistica del corpo della Guardia di Finanza, che è un corpo di polizia economica e finanziaria, e la componente territoriale, che è una componente qualificata e quanto mai professionale in un territorio così difficile. E quindi anche qui una regia locale dettata dal comandante provinciale, dal comandante di nucleo, il colonnello Virno, che dettano i tempi e danno a noi il giusto viatico per offrire un contributo importante, un contributo che deve servire a liberare dalle maglie del crimine organizzato dell''ndrangheta questa terra, che è una terra bellissima che meriterebbe molto e molto di più. Il presidente Oliverio e i componenti della giunta regionale sono stati sentiti dai magistrati di Catanzaro in merito all'inchiesta sul reintegro del dirigente Lopresti. Vediamo. Arrivano alla spicciolata in procura a Catanzaro per gli interrogatori un lungo pomeriggio, quello di ieri, per gli indagati nell'inchiesta sul reintegro del dirigente della Regione Calabria Salvatore Lopresti, interdetto per 12 mesi, da cui sarebbero derivati danni patrimoniali per l'ente. A dover rispondere alle domande dei magistrati il vicepresidente della giunta regionale Francesco Russo e l'assessore Maria Teresa Fragomeni, coinvolti insieme ad altri esponenti dell'esecutivo Roberto Musmano, Antonietta Rizzo e Francesco Rossi, nell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla. Il reato contestato è l'abuso d'ufficio. All'uscita del Palazzo di Giustizia, ecco cosa ha detto il vicepresidente Russo ai nostri microfoni. Ha chiarito tutto. Sono vicende coperte da segreti. Chiarito tutto? Secondo noi sì. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni al termine dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta l'assessore Maria Teresa Fragomeni. Il suo legale Paolo Gemelli ha detto: abbiamo risposto a tutte le domande del pubblico ministero. Nell'inchiesta risulta indagato anche il presidente Mario Oliverio, che è stato sentito nel primo pomeriggio di ieri, secondo quanto riferito dall'avvocato Gemelli. Nel procedimento risultano indagati anche 2 dirigenti regionali, Bruno Zito e Sergio Tassone. E adesso parliamo invece dell'inchiesta sull'ANAS, che ha portato alla condanna a 4 anni e 4 mesi per Antonella Acroglianò, ex responsabile del coordinamento tecnico amministrativo di ANAS, coinvolta nella maxi inchiesta della Procura di Roma. Invece è scagionato l'ex sottosegretario Meduri. 7 patteggiamenti, un'assoluzione in abbreviato e oltre 20 rinvii a giudizio. Si è conclusa così la maxi inchiesta ANAS, che ha visto tra i coinvolti la dama nera Antonella Croglianò e l'ex sottosegretario delle infrastrutture del governo Prodi Giuseppe Meduri, oggi assolto. L'ex funzionaria ha patteggiato una pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Nei suoi confronti il GUP di Roma, Ezio Damizia, ha disposto anche una confisca di 470.000 euro di beni.
Scagionato l'ex sottosegretario alle infrastrutture Luigi Meduri da qualunque tipo di coinvolgimento in fatti di corruzione. Sia gli imprenditori Bosco e Costanzo, sia la stessa Damanera Croglianò hanno escluso qualunque tipo di comportamento penalmente rilevante, ha detto il difensore di Meduri, l'avvocato Giuseppe Managò. Siamo soddisfatti della sua assoluzione, anche se nulla potrà ripagare di questi anni di gogna mediatica l'ex sottosegretario che è stato anche governatore della Calabria, oltre che sottosegretario del secondo governo Prodi, quando Antonio Di Pietro era ministro delle infrastrutture. Meduri era accusato di corruzione per aver favorito il pagamento da parte di ANAS di lavori già appaltati ed eseguiti dai Cavalieri del Lavoro di Catania, gli imprenditori del gruppo Bosco e Costanzo. Meduri, è stato spiegato, non ha preso alcuna mazzetta né altra utilità, ha solo svolto il ruolo di mediazione tra ANAS e imprenditori affinché i lavori eseguiti fossero pagati. Tra le persone che andranno a processo ci sono Roberto Acroglianò, fratello di Antonella, e l'ex parlamentare Marco Martinelli. Il processo è stato fissato al 6 marzo davanti all'8ª sezione collegiale del Tribunale della Capitale. L'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Roma, risale al 2015. Le indagini hanno portato alla luce un sistema corruttivo all'interno di ANAS, nel quale la Damanera Croglianò era il vertice dell'organizzazione dedita alla corruzione. Le accuse agli indagati sono, a seconda delle posizioni, associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, voto di scambio, truffa e abuso d'ufficio. Non ci sono novità sulla situazione della sanità calabrese, il punto della situazione è stato fatto dal Ministero della Salute, appena pubblicato sul sito del Dicastero dopo i risultati delle ultime verifiche da parte dei tavoli di monitoraggio che si sono svolte lo scorso luglio al Ministero dell'Economia. Sono 7 le regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei piani di rientro e sono tutte al centro-sud, si tratta di Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria e Campania, Lazio e Molise, le ultime 4, quindi anche la Campania, sono commissariate. Il nostro commissario ad acta, l'ingegnere Massimo Scura, dunque non si modifica la situazione di base per quanto riguarda la sanità calabrese. E noi torniamo ad occuparci del nuovo ospedale della Piana, vediamo. Non più illusione, ma sembrerebbe che il nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro comincia a prendere forma. Adesso è il turno dell'azienda che dovrà costruire la struttura, non solo quella di Palmi, ma anche il nuovo ospedale di Sibari. E la Tecnix di Catania. Come si ricorderà, la Tecnix è da tempo in gestione commissariale, dopo un'indagine della DDA di Catania che ha portato allo scioglimento del precedente consiglio di amministrazione. Durante la riunione il presidente Oliverio ha ancora una volta sollecitato il commissario Ruperto a definire, nel rispetto delle procedure previste, le attività di cessione al fine di ripristinare la normale e proficua attività del concessionario. Ruperto ha preso atto delle preoccupazioni e delle sollecitazioni del presidente Oliverio e ha assicurato il massimo impegno e l'assoluta celerità nel procedere alla gestione delle attività, pressando per accelerare i pareri dovuti e propedeutici alle decisioni stesse. Riguardo al nuovo ospedale di Gioia Tauro, si è preso atto del deposito del progetto definitivo e della indizione della conferenza dei servizi già convocata dalla Regione e alla quale i progettisti daranno il loro apporto. Inoltre è stato condiviso che già in questa settimana il commissario della Tecnix sottoporrà alla Regione tramite il RUP un cronoprogramma delle attività che dovranno essere svolte. Adesso parliamo invece del congresso regionale della CGIL che si è aperto all'Unical, giorni dedicati ai temi del lavoro, della legalità e anche dell'uguaglianza. 2 giorni dedicati ai temi del lavoro, della legalità, dell'uguaglianza, si è aperto oggi all'Università della Calabria il 12° congresso regionale della CGIL. Ai lavori anche il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, una presenza che vuol testimoniare l'impegno del sindacato in favore delle politiche dell'integrazione. È il messaggio che Riace riesce a dare al Paese ma anche all'Europa, questa Europa che ha smarrito un po' l'idea della uguaglianza, questa Europa dei popoli che doveva essere l'Europa di Altiero Spinelli, Giammanè, e quindi una Riace che parla a Visegrad, da questo cartello che in qualche modo in questo momento esprime politiche xenofobe e razziste. Noi rispondiamo con il piccolo borgo di Riace che può dare un messaggio al Paese e all'Europa.
Simbolico il luogo scelto per il congresso, l'Università della Calabria. Un luogo simbolico scelto per segnare quella continuità e quella connessione che ci deve essere tra giovani e mondo del lavoro, quindi il mondo della conoscenza, del sapere, della costruzione del futuro, e i giovani che oggi in Calabria cercano il lavoro. Lanceremo una serie di proposte per questo piano per il lavoro regionale in Calabria, così come toccheremo temi importanti come la legalità, come l'Europa, temi che riguardano l'integrazione e l'accoglienza, e soprattutto quelli della salute, che sono quelli che sono più sentiti dalla popolazione calabrese. La Calabria è una regione che ha bisogno, è stato sottolineato, di innovazione e di riforme sul piano sociale e istituzionale. E per noi la questione meridionale è una questione nazionale, è centrale nelle proposte della CGIL, come lo è di tutto il sindacato. Centralità vuol dire più investimenti, infrastrutture, sviluppo, sostegno a chi vuole investire e investimenti pubblici, cioè dare una prospettiva di lavoro vero ovunque, non solo di assistenza, e guardando in particolare i giovani, e in particolare in regioni come queste dove gli interventi degli ultimi anni non hanno avuto qui delle ricadute, le cose sono rimaste come prima, forse sono peggiorate, quindi ci vuole una svolta, un cambiamento nelle politiche, più selettività. Le politiche del passato non hanno funzionato, le proposte di legge di bilancio in discussione in Parlamento hanno ancora questi limiti, non hanno una caratteristica di svolta e non parlano al meridione, quindi noi vogliamo che ci sia un cambiamento e si pensi soprattutto a utilizzare un grande patrimonio in termini di risorse, di risorse territoriali, di competenze, di intelligenze di cui il meridione è portatore. Istituito nella questura di Vibo Valentia un ufficio dedicato esclusivamente alla lotta contro la violenza di genere. Per abbattere concretamente il muro del silenzio, per convincere chi è vittima di violenza della necessità di raccontare, non nascondere, denunciare. La questura di Vibo Valentia si attiva con un gruppo operativo che il questore Andrea Grassi ha deciso di creare con questi precisi obiettivi, in modo da renderlo operativo in coincidenza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre. Per appunto celebrare meglio e in maniera più tangibile, più pragmatica, più concreta la data del 25 novembre, io ho voluto istituire in via permanente un gruppo di lavoro che raccolga diversi saperi della questura, con la finalità però di non lavorare soltanto per il 25 novembre, ma continuare questa strada. A spiegare strategie e obiettivi di questo nuovo gruppo che sarà operativo nella questura di Vibo Valentia la responsabile Francesca Roberto. Il signor Questore ha individuato all'interno della questura 3 figure, noi siamo abbastanza diversi tra di noi proprio perché così possiamo dare una risposta organica e precisa a quelle che sono le esigenze non solo delle fasce deboli in qualità di donne o comunque per la violenza contro le donne, ma vogliamo dare il nostro supporto per tutte le situazioni particolari e difficili che possono esserci per quanto riguarda le fasce deboli. Quindi questo è il primo progetto e quindi ci stiamo occupando della violenza contro le donne, incontrando i ragazzi, facendo capire loro qual è l'alternativa e la loro possibilità anche di ribellarsi, tra virgolette, anche a questa situazione di omertà che purtroppo nel nostro territorio spesso esiste. E quindi vogliamo dare loro sia la nostra testimonianza, quindi di una vicinanza alle fasce un po' più deboli, e anche uno strumento che loro possono utilizzare in maniera anonima e quindi a volte anche andare oltre il problema di venire in questura fisicamente e quindi dare loro la possibilità di segnalare qualche situazione difficile, molto molto dolorosa, anche attraverso un'applicazione. Quindi per il momento iniziamo con questa vicinanza ai ragazzi per la violenza di genere, che poi violenza di genere adesso per le donne, ma anche per il futuro, e poi invece successivamente lo faremo per i minori o comunque per qualche altra segnalazione di persone che hanno qualche disagio e che vivono qualche disagio. Adesso i nostri 100 secondi, vediamo. Ammonta a €500.000 il valore dei beni confiscati alla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria al presunto capo cosca Giuseppe Nucera. L'uomo, 72 anni, attualmente detenuto, è ritenuto il capo del locale di 'ndrangheta di Gallicianò, frazione di Condofuri. I beni confiscati consistono in 3 appartamenti, altre 2 unità immobiliari non ultimate e disponibilità finanziarie.
È durato circa 3 ore il faccia a faccia tra il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano e il procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Lucano è stato ascoltato in merito al contenuto degli esposti che lui ha presentato in procura, in cui lamentava di non riuscire ad ottenere i verbali della seconda ispezione disposta dalla prefettura della città dello Stretto al comune di Riace. Lucano è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Uscendo dalla procura si è soffermato pochi secondi con i giornalisti affermando che si tratta di una cosa molto delicata, aggiungendo di non poter dire altro. Una tifosa del Catanzaro di 37 anni è stata arrestata dalla squadra mobile e dalla Digos di Catania perché trovata prima della gara tra la squadra siciliana e quella calabrese con un petardo nascosto nel reggiseno. La donna sarà sottoposta anche al provvedimento di Daspo. Nuova protesta degli studenti del liceo scientifico Galilei di Trebisacce. Stamani hanno occupato la strada provinciale 153. All'origine ci sono dissidi con una docente iniziati già lo scorso anno, quando l'insegnante, proprio per superare i problemi sorti, venne spostata in un'altra classe, situazione che però si è ripresentata ad inizio dell'anno scolastico in corso, quando la docente è stata assegnata nuovamente dalla nuova dirigente alla classe da cui era stata allontanata. Gli studenti lamentano il mancato intervento delle autorità scolastiche. La Regione è intenzionata a rivedere la legge sul dimensionamento scolastico per garantire la sopravvivenza delle scuole anche nei piccoli centri della Regione. L'inno nazionale ha aperto a Catanzaro la giornata regionale della scuola, un ciclo di incontri voluto dal governatore e dall'assessore alla pubblica istruzione con l'intento di valorizzare i talenti e le potenzialità dei giovani studenti calabresi. Sul palcoscenico del Teatro Politeama, performance artistiche, workshop. Dalla città capoluogo annunciata la modifica alla legge sul dimensionamento scolastico chiesta dai piccoli comuni. Abbiamo deliberato in giunta e in questo momento è all'esame della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale la modifica delle linee guida per quanto riguarda proprio la legge sul dimensionamento, la rete scolastica. La Regione può incidere solo per un aspetto, che è quello del mantenimento dei punti di erogazione, cioè dei plessi anche all'interno dei piccoli comuni. Consapevoli di tutte le difficoltà che i piccoli comuni stanno avendo, ma anche in linea con la scelta di sostenere misure che contrastino lo spopolamento dei comuni, insieme col Presidente e con la Giunta abbiamo abbassato, più che dimezzato, il numero minimo di alunni che consentirà dal prossimo anno di mantenere i plessi aperti nei comuni, prevedendo alcune deroghe particolari per quanto riguarda i comuni montani, ma anche quei comuni in cui c'è il rischio di dover meglio difendere la legalità. Alla manifestazione presenti molti rappresentanti istituzionali, anche il nuovo direttore regionale dell'ufficio scolastico Maria Rita Calvosa. In queste giornate riusciamo a cogliere la parte veramente bella e profonda di quello che sa esprimere la scuola in tutte le sue componenti, dai dirigenti scolastici agli insegnanti e ai ragazzi, e quindi è un po' come raccogliere il frutto di tanto lavoro, di tanto impegno, a volte faticoso e duro. Quindi ecco, in questi momenti si raccolgono i frutti belli di un lavoro molto delicato, molto serio, che delle volte purtroppo viene anche sottovalutato. Andiamo adesso a Cittanova per la nuova stagione teatrale. È tempo di magia al Teatro Gentile di Cittanova. Sarà il balletto di San Pietroburgo con lo spettacolo Il Lago dei Cigni ad inaugurare oggi la 16ª stagione teatrale organizzata dall'Associazione Calomena. Dopo una campagna abbonamenti che ha fatto registrare il record di adesioni, si preannuncia il tutto esaurito per l'evento di oggi, che darà avvio agli spettacoli in cartellone. La trama, decisamente romantica, racconta la storia della principessa Odette, che è un perfido sortileggio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa ha negato il suo amore, costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un giuramento d'amore. Il principe Siegfried si imbatte nottetempo di Odette e se ne innamora e promette di salvarla. Ad una festa nella reggia di Siegfried, il mago presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette al principe, che, convinto di trovarsi al cospetto della sua amata, le giura amore eterno. A quel punto il mago rivela la vera
identità della fanciulla e Odette, destinata alla morte, scompare nelle acque del lago. Siegfried, disperato, decide di seguirla e proprio questo è il suo gesto a rompere l'incantesimo, consentendo ai due giovani innamorati di vivere per sempre felici. Le musiche sono quelle eterne di Tchaikovsky, mentre le coreografie sono di Marius Petipa. E adesso il meteo per le prossime ore con gli esperti Meteo in Calabria. Persiste un campo anticiclonico che si estende dal Mediterraneo centro-occidentale fino all'Europa orientale attraverso i Balcani. Le grandi perturbazioni atlantiche sfilano su latitudini più settentrionali, tempo stabile quindi e piuttosto mite, ad eccezione delle ore notturne nelle aree interne vallive, dove la colonia di mercurio toccherà valori piuttosto freschi, anche sotto i 10 gradi. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani ancora stabilità sulla Calabria, solo con qualche nuvola in più, ma di poco conto, che sorvolerà il nostro territorio durante la giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno, con mare quasi calmo poco mosso lo Ionio per venti tra deboli e moderati nord-orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.